La problematica della tutela dei dati personali è il nodo chiave da risolvere quando si ha come obiettivo la creazione di un sistema informativo integrato che connetta tra loro tutti gli operatori sanitari del territorio. Tutti gli operatori sanitari sono titolari dei dati nell'ambito del loro intervento e quindi come titolari devono produrre un'informativa che per essere chiara potrà essere espressa anche in più moduli o in più fasi. Ad esempio, nel caso dell'azienda sanitaria verrà formulata un'informativa di carattere generale, un'informativa relativa all'invio dei referti online, un'informativa relativa all'invio dei referti al medico di medicina di base, un'informativa relativa alla costituzione del fascicolo sanitario elettronico del dossier. Di conseguenza, anche il consenso sarà espresso a più livelli. Un consenso di carattere generale, obbligatorio per l'erogazione delle prestazioni. Un consenso all'invio dei referti online o al medico di medicina di base, la cui negazione non preclude l'erogazione delle prestazioni, così come non preclude l'erogazione delle prestazioni la negazione del consenso alla costituzione del fascicolo sanitario elettronico o del dossier.